Alcuni attivisti a Cafarsetti hanno occupato la sala del Consiglio Comunale per dire basta agli sfratti. Il Comune replica oltre il 50% per morosità. 3 anni e 6 mesi per un 19enne che l'anno scorso ha saccheggiato una tabaccheria di Marghera e rapinato un uomo. È stato trovato dai carabinieri. È rientrato l'allarme sul presunto dissesto statico del ponte sul Tagliamento, intervento di ANAS sul rialzamento di una mattonella di un giunto che generava vibrazioni. Olimpiadi invernali 2026, Buenos Aires, l'ufficializzazione del CIO, Cortina, Milano tra le 3 candidate per ospitare i giochi invernali. Ieri sera a Longarone la veglia per i morti del Vajont, che ha concluso la giornata di celebrazione a 55 anni di distanza, rintocca il suono di quella campana che la furia delle acque ha portato via dal campanile. Libri in regalo è l'ultima iniziativa organizzata dal Comitato Cittadino di Quartiere Pertini, sempre attivo per tenere lontane le cattive frequentazioni dalla zona. L'Umana Reyer vince anche la prima partita di campionato in Europa battendo PAOK Salonicco sul parquet del Palasport Tagliercio. Edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. In primo piano dunque la protesta andata in scena questa mattina nella sala consigliare di Cafarsetti. I manifestanti hanno occupato la sala con striscioni e scatoloni. Buongiorno a tutti, nella giornata internazionale Sfratti Zero come Movimento per il diritto all'abitare nella città di Venezia abbiamo deciso di venire al comune, di mettere uno striscione che recita basta sfratti, qui abitiamo, qui restiamo. Gli attivisti dell'Assemblea Sociale per la Casa hanno occupato la sala del Consiglio Comunale di Cafarsetti. Una manifestazione ha scritto su Twitter il leader dei No Global Tommaso Cacciari contro lo spopolamento e l'arroganza delle affittanze turistiche. Venezia vuole vivere all'hashtag basta sfratti. Noi l'anno scorso, nel 2017, abbiamo visto in città una richiesta di quasi 3.000 richieste di sfratto, che significano quasi 8 al giorno, di cui 3 sono effettive, sono sfratti esecutivi, in una città che però, diciamo così, continua a perdere abitanti e una città che vede invece l'incremento sempre più alto della presenza turistica, no? Sono più di 20 milioni all'anno i turisti che attraversano questa città. Questo ci interroga sul fatto che questo mercato turistico così tanto grande in realtà non ridistribuisce affatto ricchezza a un tessuto abitativo veneziano, al tessuto di residenti veneziani, altrimenti questo grande spopolamento non verrebbe giustificato. Gli sfratti in questione, si evidenzia, sono i più trasversali, ma riguardano anche casi disperati. Ci siamo trovati ad affrontare casi di una popolazione veramente eterogenea, cioè passiamo da madri single con figli che appunto non avendo più la solidità di un nucleo familiare con doppia entrata si trovano a non poter più affrontare o a pagare il mutuo che magari stavano pagando, quindi arriva il pignoramento della casa e via discorrendo, oppure anche persone molto anziane che da 50 anni vivevano in un alloggio in affitto e si ritrovano appunto con la finita locazione oppure non si trovano più in condizione di poter pagare l'affitto che viene ovviamente portato ai prezzi del mercato attuale. Quindi diciamo che la popolazione che soffre questo è veramente eterogenea. In più ci sono appunto gli sfratti da alloggi ATER, no? come ricordavi, quindi da questi alloggi pubblici. Questo secondo noi è assurdo, pensando semplicemente a quante unità sono alloggi effettivamente vuote, proprietà di ATER. Durante la protesta, comunque pacifica, sono intervenuti i vigili urbani e gli agenti della Questura di Venezia. Immediata la replica del comune e del sindaco Brugnaro. Un atto illegale compiuto dai soliti 4 facinorosi che pensano di tenere Venezia in ostaggio con la loro arroganza. I cittadini hanno già detto basta a questi soprusi, mettetevela via, io resisterò. Mentre i manifestanti occupavano la sala del Consiglio a Cafarsetti, il sindaco Brugnaro si esprimeva con un Twitter, poche parole ma molto chiare, condivise anche dal vice sindaco, assessore competente in materia. Situazioni così non devono avvenire perché chi urla non ha mai ragione, intanto. E noi lavoriamo quotidianamente su quello che è la casa. Sfratti non ne facciamo, tutto quello che facciamo è in ordine, proprio all'ordine della casa stesso. Noi abbiamo mandato fuori quei bandi per 57 alloggi, giovani coppie e giovanissimi, proprio per rinfocolare la vitalità del centro storico di Venezia. Logicamente noi abbiamo i nostri tempi, abbiamo delle possibilità, le mettiamo in piedi, abbiamo dei soldi, li stiamo investendo, non c'è giorno che non passi che noi facciamo questa
qualcosa. Dati alla mano, il Comune di Venezia, quindi non si parla di Ater, dall'inizio dell'anno ad oggi ha eseguito 256 sfratti, di cui 47 in centro storico e 209 in terraferma, più della metà per morosità. Il 68%, però c'è da dire che gli sfratti avvengono per un quarto nel centro storico e per il restante in terraferma. Colle risponde poi ad un'altra accusa mossa a chi esegue gli sfratti in città. Noi con la disabilità e con le fragilità assolutamente noi andiamo incontro. Non lasciamo nessuno per strada, assolutamente, ripeto, noi non mettiamo in strada mamme con bambini o anziani che hanno problemi o disabili. Cerchiamo di aiutarli, però naturalmente che siano realmente fragilità. A Mestre, controlli dei carabinieri che hanno rintracciato ed arrestato l'autore della rapina ad una tabaccheria. I controlli del territorio volti al contrasto del traffico di stupefacenti messi in campo dai carabinieri della compagnia di Mestre hanno consentito di rintracciare un volto noto alle cronache degli ultimi mesi. Quasi un anno fa un 19enne di Mestre con un complice aveva rapinato un cittadino straniero e si era reso responsabile di un furto messo a segno alla tabaccheria Moro di Marghera. Per quei fatti il giovane era finito in carcere, poi ai domiciliari. Nei giorni scorsi il Tribunale di Venezia ha emesso nei suoi confronti un ordine di carcerazione per la condanna definitiva a 3 anni e 6 mesi di carcere. Martedì sera il 19enne è stato rintracciato a Mestre, dichiarato in stato di arresto. Dopo gli accertamenti di rito, il ragazzo è stato definitivamente portato a Santa Maria Maggiore. Rientrato l'allarme sul presunto dissesto statico del ponte sul tagliamento tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. A generare vibrazioni non era il cedimento strutturale del pilone centrale del ponte, ma il sollevamento della mattonella di un giunto che oggi è stata riparata. Il ponte sul tagliamento gode di buona salute, ma come ha insegnato purtroppo la tragedia del ponte Morandi a Genova è meglio non scherzare col fuoco. E quindi bene hanno fatto i cittadini che martedì hanno dato l'allarme che ha fatto alzare il livello d'attenzione per la sicurezza del manufatto fra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Il personale di ANAS ha eseguito il sopralluogo che ha scongiurato qualsiasi pericolo di cedimento parziale del pilone centrale del ponte, come in un primo momento i cittadini avevano temuto. Oggi sempre ANAS ha eseguito l'intervento per la sistemazione della mattonella del giunto di dilatazione. Il traffico non è stato bloccato e sul ponte il transito è stato regolato a senso unico alternato con qualche disagio alla circolazione. Sul posto hanno lavorato i vigili di San Michele al tagliamento di Latisana con i pompieri di Udine e Venezia e le squadre di Latisana e Portogruaro. Le ispezioni continuano nell'ambito di un progetto di monitoraggio dei ponti che coinvolgerà tutte le strutture di competenza ANAS in Veneto. Tra le novità l'installazione in modo diffuso su tutta la rete di sensori per controllare il comportamento dell'opera tramite sensori gestiti da un algoritmo a intelligenza artificiale che segnala le anomalie che necessitano di approfondimenti conoscitivi. Sono già in funzione le prime applicazioni condotte in via sperimentale anche con la collaborazione di università e aziende del settore, mentre sono già in corso le procedure di appalto con cui si potranno realizzare le prime installazioni diffuse. Olimpiadi invernali del 2026, ieri sera a Buenos Aires l'ufficializzazione del CIO, Cortina e Milano tra le 3 città candidate ad ospitare i Giochi Olimpici. Un applauso liberatorio, sono le 20:10 ora italiana quando a Buenos Aires la sessione del Comitato Olimpico Internazionale approva le candidature di Cortina, Milano, Calgary e Stoccolma come possibili città organizzatrici per i Giochi Olimpici invernali del 2026. Una formalità certo, ma ora il sogno diventa ancora più concreto. Si sta scrivendo una pagina di storia, siamo nella short list, è una svolta strepitosa ed emozionante per un'Olimpiade che diventerà endemica per tutta la montagna veneta, non solo per Cortina, le cui ricadute positive avrebbero effetti per decenni. Così il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia dopo l'ufficializzazione, avversari difficili, rispettabili ma non insuperabili, aggiunge Zaia, motivo per cui da oggi a settembre 2019, quando sarà decisa l'assegnazione, non dobbiamo sprecare un minuto, lavorare con energia e concentrazione, facendo squadra per centrare l'obiettivo, costruendo un dossier sempre più dettagliato e raffinato, tessendo relazioni positive e dando ai tecnici del CIO la totale collaborazione per le loro visite alle strutture.
Il rapporto sulle tre città è stato sottoposto all'Assemblea dal vicepresidente Juan Antonio Samaranch, il quale ha sottolineato che ci si trova davanti a tre candidature solide in città che hanno strutture efficienti e grande esperienza di organizzazioni di eventi internazionali. Inoltre ha aggiunto tutti i progetti sono impostati sulla base delle linee guida delineate nell'Agenda 2020. Grande soddisfazione anche da parte del sindaco di Cortina Giampaolo Ghedina. Grazie al CIO, dice, che ha apprezzato la nostra candidatura, e al CONI, che ha creduto in noi. Ora ci aspettiamo una risposta positiva anche dal governo. Nelle prossime settimane nelle città candidate, dunque anche in Lombardia e Veneto, arriveranno i tecnici del CIO per le ispezioni delle strutture che dovrebbero ospitare i Giochi Olimpici. Ieri sera a Longarone c'è stata la veglia di preghiera per i morti del Vajont, che ha concluso la giornata di celebrazione a 55 anni di distanza. Alla fine hanno risuonato i rintocchi della campana che venne trascinata via dalle acque quella terribile notte. È la campana della vecchia chiesa di Longarone, portata via dalle furie delle acque prima che potesse lanciare i rintocchi del pericolo imminente. Campana che è diventata uno dei simboli di quella tragedia accaduta 55 anni fa alle 22:39 del 9 ottobre 1963. Distrutta anch'essa dalla valanga di acqua e fango precipitata dalla diga del Vajont, è stata ostinatamente ricostruita con tutti i suoi frammenti come simbolo della vita che nonostante tutto è continuata. Vite spezzate, vite sopravvissute che non dimenticano. Pensavo che fosse un temporale all'inizio, si batteva le imposte e io mi sono salvato in camera, su in alto. E c'è chi a distanza di più di mezzo secolo non ha ancora il coraggio di raccontare. Ricordo tutto, però non mi piace ricordare perché è una cosa talmente personale, talmente intima e è una esperienza che non mi piace raccontare, non l'ho raccontata neanche ai miei figli. E gli attimi di quel disastro nel corpo e nell'anima di questa gente sono raccontati da questi oggetti, in quel luogo del ricordo che è l'entrata del cimitero di Fortogna, dove riposano i resti dei 1910 morti causati dall'avidità dell'uomo. Dobbiamo cercare di far capire che il Vajont deve insegnare qualcosa, invece sembra che non insegni proprio nulla. E il Ponte Morandi, che un attimino io ho voluto mettere, diciamo così, in raffronto al Vajont, è un altro Vajont, è un simbolo dell'incapacità e della non volontà di verificare, di controllare, di gestire la cosa pubblica nella maniera in cui deve essere gestita. E ieri sera protagonisti diretti e indiretti non sono mancati alla veglia di preghiera, che continuerà negli anni e nei racconti di chi c'era, perché chi ci sarà non possa dimenticare. Il Vajont deve insegnare tante cose, deve insegnare soprattutto che la natura è più forte del desiderio umano di fare quello che vuole e che comanda lei e non gli uomini. Era un paese che si è trasformato in un disastro. E la grande richiesta da parte dei telespettatori di Antenna 3: domani sera alle 21:15 andrà nuovamente in onda lo speciale dedicato alla tragedia del Vajont, una nostra produzione che ripercorre il dramma costato la vita a quasi 2000 persone la notte del 9 ottobre del 63, interviste, voci e ricordi nel dolore dei sopravvissuti. Adesso ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, restate con noi, a tra poco. Di nuovo in diretta con le notizie da Venezia e provincia. Regaliamo la cultura, è l'ultima iniziativa organizzata dal Comitato del Quartiere Pertini a Mestre in collaborazione con i volontari dell'Auser. L'idea, quella di regalare libri, si è rivelata vincente. Non c'è molta gente che viene in biblioteca e invece questa mattina sono venuti molti a prendersi libri, bambini, mamme, nonne, uomini che in genere vengono poco, e abbiamo dato via veramente molti libri. L'idea di raccogliere quei volumi che strabordano dalle librerie e di donarli ai residenti del quartiere si è rivelata vincente e così la piazzetta antistante la chiesa del quartiere Pertini di Mestre stamattina si è trasformata in una biblioteca en plein air. L'iniziativa del vulcanico comitato di cittadini è stata accolta con grande entusiasmo da grandi e piccini.
qui facciamo un po' di tutto, facciamo cultura, facciamo turismo, facciamo ricreazione, facciamo un po' di tutto. L'importante è tirar fuori la gente da casa. Nel quartiere risiedono molti anziani e tra loro più di qualcuno non ha la possibilità di acquistare un libro. Regaliamo la cultura è stata perciò un'opportunità di condivisione e di solidarietà. Qui abbiamo dato via oltre 2000 libri da questa mattina. Contiamo di darne via un altro migliaio anche oggi pomeriggio. Siamo molto soddisfatti. A collaborare all'iniziativa del comitato anche i volontari dell'Auser, sempre vicini alle necessità degli anziani, anche con il buffet letterario, incontri di lettura ogni giovedì del mese nella sede dell'associazione in quartiere Pertini. È una bella iniziativa, signora? È una bella iniziativa. Benissimo, che vorrei di più banchetti qua. Te sa che ne venga di più, bisogna ringraziare il signor Giorgio, perché è tutto io che fa. Questo è importante perché non vendono niente ma regalano cultura, regalano un libro da leggere. A me piace i libri di fiabe, guardati, a 80 anni i libri di fiabe. Quando c'è qualche libro in più portatecelo e noi provvederemo poi a riciclarlo a chi ne ha necessità. Il nuovo stadio da 18.000 posti che dovrà sorgere nell'area di Tessera incassa l'approvazione da parte del Consiglio di Municipalità di Favaro. La maggioranza è soddisfatta che un impianto così importante possa essere ospitato nel proprio territorio, anche in virtù dei risvolti positivi che potrà portare al tessuto economico e sociale del territorio. Con lo stadio, si legge in una nota, verranno costruite opere di compensazione e di viabilità a favore di tutti noi, soprattutto per i cittadini di Tessera. Giudizio positivo per l'utilizzo nella realizzazione di materiali da costruire reperiti nei limiti del possibile da fornitori locali per contenere i trasporti e sostenere l'economia locale. Nel corso del Consiglio hanno votato contrariamente alla realizzazione del nuovo stadio solo i consiglieri del Movimento 5 Stelle. Continuiamo con lo sport, con il basket, un'altra vittoria per l'Umana Reyer anche nell'esordio in Europa. Prima di campionato, prima in Europa. L'Umana Reyer ha iniziato la nuova stagione col botto nonostante le difficoltà oggettive. Sul parquet del Palasport a Liercio martedì sera ha battuto anche i greci di Salonicco 69-59. Credo che abbiamo giocato una partita di grande spessore, una partita importante soprattutto a livello di compattezza difensiva. Ho apprezzato tanto quando i giocatori in questo momento di difficoltà e di emergenza fisica e tecnica si sono sacrificati uno per l'altro, e questo è una base molto importante per la nostra stagione, qualsiasi competizione andremo a giocare. Riuscire a tenere PAOK a 59 punti, forzare 21 palle perse, vuol dire avere la coscienza che si deve prendere energia da questa cosa, e soprattutto in un momento abbiamo avuto un passaggio di 5-6 minuti dove facevamo fatica a far canestro, e questo è un momento, invece è stato un elemento importante, ce lo dobbiamo portare dietro, ripeto, in questo momento in cui dobbiamo recuperare fisicamente, recuperare i giocatori, inserirne altri, insomma in un momento particolarmente difficile. Un ringraziamento speciale di Raffaele lo rivolge a Watt, a cui la squadra deve 25 punti. Voglio ringraziare Mitch perché conosciamo la persona di grande spessore, conosciamo il giocatore, ma rientrava da un problema, è stato subito a disposizione nonostante non sia ancora al 100%, ma questo la dice lunga sul perché è con noi, sul perché rimarrà con noi, quindi insomma volevo ringraziarlo. Detto questo, adesso prendiamo domani un giorno di riposo perché ne abbiamo bisogno. Soldi e risparmi, che cosa succede con questa manovra? Sarà il tema discusso questa sera nella puntata di 20 e 10 che torna puntuale. In studio il professor Francesco Pontelli, economista, e Arturo Miotto, direttore generale del Banco di Monastier e del Sile. Con le notizie da Venezia e provincia ci fermiamo qui, ora previsioni del tempo. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di serata, arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Lieve instabilità sulle nostre regioni, ma vediamo il dettaglio di giovedì 11 ottobre. Sul Veneto il cielo sarà irregolarmente nuvoloso e a tratti anche coperto, tuttavia con qualche pausa soleggiata. Non si escludono dei locali rovesci sulle province occidentali e inoltre su quelle meridionali della nostra regione, ma la tendenza sarà per un miglioramento. Temperature minime tra 11 e 15 gradi, massime comprese invece tra 18 e 21 gradi circa. Diamo ora uno sguardo al Friuli Venezia Giulia.
sulla nostra regione andrà decisamente meglio. Ampio soleggiamento su tutti i settori. Il cielo infatti si presenterà sereno o al massimo con presenza di poche nubi a carattere sparso. Non sono previste precipitazioni degne di nota. Temperature minime tra 11 e 13 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 22 e 25 gradi circa. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Non cambia di molto la previsione, anche in questo caso ci sarà più spazio per qualche schiarita al mattino, nel pomeriggio invece sarà possibile qualche temporale a carattere sparso un po' su tutti i settori della nostra regione. Temperature minime tra 13 e 14 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 17 e 20 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.